con un grande brano di una grande icona, quale Mario Trevi, Grazie. tuo nonno. Io mi permetto di, se mi concedi un minuto, Vai, vai, vai. ovviamente, proprio parlando di Indifferentemente, mi permetto di ricordare anche l'altro papà di Indifferentemente, che è stato Mario Abate, perché Sì, grande anche lui. la presentarono insieme al Festival di Napoli del 1963, quindi Avevo un anno io. Abate Trevi. Canzone ovviamente scritta da Umberto Martucci e Salvatore Mazzocco, edizione La Canzonetta e tutto quanto. Arrivo secondo perché a prima arriva Yam Ya Vedete i cultori? di Claudio dalla villa di Ville della Paris, però vabbè, la storia poi ha dato credito Indifferentemente. E parlando proprio di Mario Abate, siccome si parla di storia, di cultura e di ricordo, io ho una notizia in anteprima, e cioè che il 16 giugno sarà dedicata finalmente una strada o un largo a Mario Abate, Bellissimo. proprio in occasione dei 40 anni della scomparsa. Quindi sono felice di dirlo in anticipo, questo Evento. questo bel evento, questo bel regalo per la cultura canora napoletana, e sono felice di dirlo vicino a te, che tu sei tra i giovani No, di ma collegamento di parlando di Mario generazione. Abate, Mario Trevi, io ero piccolissimo perché dalla morte di Mario Abate abbiamo fatto un anno una manifestazione Nel 1997. dove io ho cantato Papello Sacci già tutto cosa. Sono in buone mani, ragazzi, ditelo voi, sa più lui che io, lo vedete che bisogna... Fu fatta su Teleregione, dove ci Bravo, furono bravo, tantissimi bravo. ospiti. Dove io ho avuto il piacere di partecipare.